Esordio in casa con vittoria per il Palermo Futsal Club, risultato di 3-1. Siamo qui con Antonio Pisani, lo salutiamo. Buonasera. Allora, sei tornato a giocare al Tocia, quanto ti mancava e poi quanto è stato bello segnare proprio nella porta che hai dietro le tue spalle. Buonasera a tutti. Allora, intanto ritornare qui è stata una bella emozione perché dopo un anno di lontananza, nonostante mi sentissi sempre con il gruppo, con il ragazzo, con il presidente, diciamo il pensierino di ritornare c'è stato sempre. L'anno scorso sto facendo bene in C2 e sinceramente sentivo di rimanere lì per continuare magari a questa striscia positiva. Aiutare anche la squadra in cui ero in forza l'anno scorso per la salvezza. E niente, quest'anno mi ritrovo qui finalmente a rientrare a indossare i colori rosanero e sono felice. Soprattutto oggi anche per il gol, finalmente, dopo che nella prima partita è stato, diciamo, è mancato. Oggi l'abbiamo trovato anche per fortuna, però l'importante è ritrovare il gol. 2 partite, 2 vittorie per il Palermo Futsal Club. Quanto è importante al momento ritrovarsi a 6 punti in classifica? Al momento è molto importante vincere qualsiasi partita perché quest'anno c'è un campionato molto avvincente, sono molte squadre attrezzate, ben attrezzate, quindi quest'anno sarà dura, anche se sinceramente ho ritrovato rispetto a 2 anni fa una squadra molto più attrezzata e più organizzata rispetto a 2 anni fa quando fu ai tempi della Serie D. Quindi penso che in questo campionato potremmo dire la nostra. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro l'Olimpia, ti chiedo se li conosci, se magari hai qualche tattica da utilizzare. Sinceramente no, perché mi sembra che sia una squadra nuova in questo campionato e neanche so chi c'è, diciamo, all'interno di questa squadra. Ma comunque sia, a prescindere dalla squadra, noi pensiamo sempre alla partita dopo partita. In settimana ci alleniamo col mister sempre per preparare al meglio questa partita e cerchiamo di vincere a prescindere dall'avversario.